Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nel 2023 il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Veneto, unitamente alle 6 dislocazioni periferiche in ciascun capoluogo provinciale del Veneto, fra le numerose altre attività è intervenuto in particolare trattando 154 casi in materia di pedopornografia, con 43 arresti e 125 soggetti denunciati. Nell'ambito dell'adescamento di minori sono state identificate 11 vittime di reati attinenti alla sfera sessuale, con una trentina di casi trattati, in prevalenza sulla fascia dai 10 ai 13 anni. Viceversa, nel variegato campo delle minacce veicolate sul web sono stati trattati ben 102 casi, con 22 soggetti denunciati all'autorità giudiziaria e 13 perquisizioni svolte dagli operatori della polizia postale. Ulteriori dettagli dell'attività dell'anno appena terminato nel nostro sito notizieplus.it. Ancora cronaca. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha voluto via social esprimere la vicinanza al popolo giapponese, colpito da una forte scossa tellurica nei giorni scorsi e da un grave incidente aereo in data odierna. Agli amici giapponesi arrivi la solidarietà della città di Venezia e mia personale. Alla tragedia del terremoto si è aggiunto oggi il dramma dell'incidente aereo a Tokyo. Ho formulato all'ambasciatore Suzuki Satoshi le condoglianze per le vittime. Così il sindaco su X, Facebook e Instagram. Tanti legami della città lagunare con il paese del Sol Levante. Basti ricordare da ultimo il gemellaggio con Hiroshima, sottoscritto lo scorso 6 novembre. Brugnaro ha anche ricevuto dal governo asiatico l'onorificenza l'Ordine del Sol Levante a raggi d'oro con rosetta, per il suo sostegno alla promozione degli scambi internazionali e della reciproca comprensione tra il Giappone e l'Italia. Cambiamo argomento. Anche per il 2024 i saldi invernali prenderanno il via con il primo weekend dell'anno nuovo e precisamente il 5 gennaio. Una data più o meno valida per tutta Italia. Secondo Adico, in 2 negozi su 3 i saldi sono iniziati da almeno un mese, con le promozioni comunicate via SMS ai clienti più affezionati e gli sconti proposti direttamente alla cassa. Insomma, nulla è cambiato secondo Adico e probabilmente nulla cambierà. Per quanto riguarda il livello di spesa, evitiamo di azzardare cifre, dichiara Garoffolini, presidente di Adico. Ci limitiamo perciò a dire che non ci saranno spese folli, perché i rincari e anche l'innalzamento dei tassi dei mutui hanno limitato le disponibilità delle famiglie. Però, proprio perché da un anno esatto i prezzi sono schizzati alle stelle, c'è chi ha rinviato tanti acquisti proprio al periodo dei saldi. Voltiamo pagina. In previsione della festività dell'Epifania, l'amministrazione comunale di Venezia ricorda che in base al regolamento di polizia urbana durante tutto l'anno, nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere e alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio e ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestie al vicinato, ovvero quando il fumo che ne deriva invada le aree pubbliche o aperte al pubblico. Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è parimenti vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura. Gli unici panevin realizzati saranno quelli già autorizzati da tempo dal comune, come quelli di Sant'Erasmo e della Gazzera, di Telarino e di Campalto. Tutti gli altri falò, viene sottolineato, sono illegali e i promotori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.